Siamo all'ospedale di Papardo, nella zona nord di Messina Canzini. Questo è l'elisoccorso che ha preso il volo qua dal piccolo eliporto dell'ospedale di Papardo, il grande ospedale della Riviera Nord, un grande edificio a 9 piani dove sono ospitate tutte le cliniche degli ospedali generali di Messina, oltre al policlinico universitario che si trova in un'altra zona. Siamo proprio qua nel parco universitario dell'Università di Messina a Papardo. Questo è il nuovo centro, biblioteca centralizzata dell'Università di Messina, e di fronte qui c'è la mensa universitaria. Da questa parte l'istituto di chimica, l'ospedale, il nuovo ospedale. La facoltà di scienza è una delle più grandi di scienze matematiche e naturali, è una delle più grandi facoltà dell'Università di Messina, si trova proprio qua a Canzirri, nelle vicinanze di Capobeloro. Questa è la mensa universitaria. La pace e la quiete è interrotta soltanto dall'elicottero che periodicamente trasporta i ricoverati nell'ospedale.